livello regionale c'è qualcuno che preferisce il conflitto al confronto, e magari perde pure il confronto qualcuno a livello regionale, quindi bisogna meglio dialogare con i comuni, ma per un fatto di principio. È la regione dei comuni del Veneto, quindi deve dialogare con loro. Un attacco frontale alla Lega, più ancora diretto al presidente del Veneto Luca Zaia, quello del coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi. Sferzata che arriva direttamente dai banchi della sala consigliare del municipio di Silea in occasione del confronto organizzato dall'amministrazione per ribadire la compattezza dei cosiddetti sindaci ribelli sul progetto della Via del Mare. Convocati questa volta anche i rappresentanti delle segreterie di partito regionali e provinciali. Da qui la proposta del numero 1 degli Azzurri in Veneto. Propone in Consiglio regionale un ordine del giorno dove si chieda al Consiglio regionale di dare indicazione alla Giunta di non confliggere con i comuni attraverso le carte bollate, ma di sedersi a un tavolo con i sindaci e trovare una soluzione assieme. Inammissibile, commenta Tosi, che i sindaci che hanno chiesto di parlare con la regione non abbiano ancora ottenuto un dialogo e rincara la dose, ponendosi in netto contrasto con gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia, grandi assenti al tavolo di confronto. Giudico sbagliato non partecipare per appartenenza politica, perché i sindaci che sono ricorrenti sono di tutte le parti politiche e quindi è giusto che tutte le parti politiche si confrontino. Ci vuole il dialogo, non può essere che chi ha responsabilità politica dialoga per ricorsi a carte bollate, ci si siede insieme ai comuni, l'opera si deve fare, ma la devi fare bene, senza impattare negativamente sui territori e con un piano finanziario che non può essere quello di 13 anni fa. Una presenza non di facciata, quella di Tosi, di Cristina Andretta e Fabio Chiesa al tavolo di Silea. Tripletta che fa intendere la chiara posizione del partito nel dibattito sulla Via del Mare, ma che ha riflessi e interessi che guardano in vista delle elezioni un po' più in là. Da governatore si comporterebbe in modo diverso? Io da sindaco, da parlamentare, da assessore regionale, da presidente dell'autostrada, in tutti i ruoli che ho avuto nella mia carriera politico-amministrativa, io ho sempre cercato il dialogo, ma è doveroso e rispettoso, non può essere che far pubbliche amministrazioni ti parli per carte bollate.